César Luis de Luca Zabrieszak. Nasce a Buenos Aires nel 1965, nipote di immigrati originari di Savogna e risiede a Olvos, presso Buenos Aires. Laureato in disegno industriale presso l'Università di Buenos Aires, si appassiona di fotografia e inizia subito a viaggiare come fotografo freelance. I suoi reportage dalla guerra dei Balcani, dal Medio Oriente, dalle valli slovene del Friuli vengono subito pubblicati sui vari giornali e riviste sia in Argentina che all'estero. Nel 2001 si trasferisce negli Stati Uniti, dove a New York lavora per l'agenzia SIPA ed è stato il primo reporter sudamericano a testimoniare gli attentati alle Torri Gemelle. Nel 2003 è assunto dall'agenzia spagnola EFE in qualità di fotografo e capo editore per Sud America e in quella veste ha coperto i più importanti avvenimenti mondiali. Nel 2012 vince il premio Emily Puccan per la miglior foto del rally Parigi-Dakar e diventa fotografo ufficiale dell'Istituto Geografico Nazionale Argentino nella spedizione Aconcagua, sulla cui vetta si reca per una misurazione più accurata della sua altezza. In Italia oggi collabora con diverse testate ed agenzie nazionali ed internazionali. La motivazione è la seguente: per aver saputo cogliere con le sue istantanee i drammi e la bellezza del mondo, diventando uno dei più apprezzati fotoreporter del Sud America e ricevendo numerosi riconoscimenti. Il suo viaggiare per il mondo non gli ha fatto dimenticare la sua terra d'origine, che egli ha fatto conoscere all'estero firmando reportage pubblicati in riviste specializzate.